Visto che ha chiamato in causa l'avvocato Gattarutti, direi di dargli subito la parola. Ma su una prima parte dell'analisi possiamo anche essere d'accordo, dove dice che sostanzialmente questo è uno Stato fallito, uno Stato che da qualunque punto di vista lo si voglia valutare non è in condizione di proporre una via d'uscita dalla situazione attuale. Basta ricordare che quando è entrato in carica il governo Monti si lamentava esserci un debito pubblico di 1.900 miliardi, oggi nonostante il drenaggio fiscale tremendo di cui hanno parlato prima il sindaco e il manager, nonostante questo drenaggio fiscale, oggi il debito pubblico è ulteriormente aumentato, dato di ieri, se ricordo bene, era 2.078 miliardi, quindi si continua a buttare acqua in un calderone che essendo bucato sotto lascia defluire l'acqua e non se ne viene fuori, non si riempirà mai. Se prendiamo atto che la situazione è risolvibile, bisogna capire però quali sono le proposte. Io confesso di non aver capito bene, ma magari lo capirò meglio nel corso della trasmissione o delle informazioni successive, cosa vuole fare il signor Borsoi con coloro che il 9 dicembre si vogliono bloccare l'Italia. Lo capiremo e valuterò come qualunque altra cosa. C'è di sicuro però che viceversa non posso essere d'accordo su quello che dice Borsoi quando sostiene è un po' che ci lavora e non avete ottenuto niente. Beh, bisogna capirsi cosa si vuole ottenere, perché se si vuole ottenere lo sfascio è vero, ma non è il nostro obiettivo ottenere lo sfascio. Noi abbiamo costruito una proposta che passa attraverso un percorso pacifico e vorrei chiedere a Borsoi se il vostro è un percorso pacifico, perché se non lo fosse sicuramente le nostre strade si dividono già qui. Un percorso pacifico, legale, democratico per arrivare attraverso un referendum all'indipendenza del Veneto. Noi non è che ci basiamo sull'aiuto di Zaia o di chissà chi, noi chiediamo a tutti i veneti e in particolare ai veneti che lavorano nelle istituzioni di appoggiare questo percorso, perché fino a prova contraria sono sempre e solo loro che ci rappresentano, li abbiamo eletti noi, non è che si sono presi il posto con le armi. Dal sindaco agli amministratori provinciali, qui c'è marcato a Zaia, visto che l'ha citato, ma vale per gli altri consiglieri regionali. Ergo, noi rispettiamo le istituzioni, le vogliamo cambiare profondamente, fare in modo che quelle che sono istituzioni italiane che hanno dimostrato di non essere in grado di funzionare si trasformino, possano diventare istituzioni venete basate non su quella selva legislativa di 160.000 leggi, 160.000 punti di domanda, legge di cui parlava Severino Cassese, però sia fondata su quello che è il buonsenso, come sono fondati su leggi prima di tutto di buonsenso, prima ancora che legali, sono norme di diritto, non norme di legge necessariamente, che abbiamo nei paesi qui vicino, che funzionano. Se io vado in Austria, dico sempre, a chiedere l'allacciamento dell'energia elettrica per il mio capannone, non devo aspettare i 60 giorni lavorativi che devo aspettare qui in Italia. Me la danno se vado entro le 10 di mattina in giornata, se no me la danno il giorno dopo. Ieri ho partecipato a un incontro a un convegno, dibattito con API Industria a Vicenza e quello che chiedono prima di tutto, prima ancora che una riduzione fiscale, che viene chiesta ovviamente da tutti, quello che si chiede è una semplificazione burocratica, una burocrazia che oggi si è sostituita anche alla classe politica che vuole decidere. È per questo che noi domenica, 1 dicembre, dopodomani a Bassano del Grappa abbiamo organizzato una manifestazione organizzata dal Veneto Decida, comitato che raggruppa tutti i movimenti e le associazioni indipendentiste venete, non solo movimenti politici, anche associazioni culturali, Indipendenza Veneta in primis naturalmente, alla quale ha dato l'adesione, sarà presente anche, e mi fa piacere, Luca Zaia, saranno presenti altri consiglieri regionali di vari partiti, saranno presenti europarlamentari e molti sindaci, molti, e chiudo direttore, di quei 148, credo che stasera diventino 149 sindaci di comuni che hanno approvato un ordine del giorno con cui si chiede alla regione di indire il referendum, la cosa più elementare del mondo, un esercizio di democrazia. Finora, perché qui parliamo, prima si parlava di quello che vuole il popolo, bene, 4 amministrazioni provinciali, Venezia, Padova, Verona e Treviso hanno approvato un ordine del giorno identico a quello dei 148 comuni finora, con cui chiedono alla Regione di indire il referendum.
Bene, 4 province e 148 comuni che rappresentano ben oltre la metà dei cittadini veneti. Se non è questo un esercizio di democrazia, ma di che cosa vogliamo parlare? Di una burocrazia lasciata in mano alle strade o a chi vuole bloccare le strade? Dall'avvocato Cantarutti. Fermiamoci una settimana, tutto fermo, ci basta solo il Veneto e poi vedrete come cambiano le cose. Senta avvocato, ieri appunto una riunione con gli imprenditori dell'Api Vicentina, che succede alle imprese in uno Stato indipendente? Cioè che vantaggi ritenete che possono avere? Beh, ieri il titolo del convegno era significativo, era un titolo che poneva un'alternativa secca, delocalizzazione o indipendenza, tertium non datur. Le imprese hanno voluto, le imprese vicentine, quindi una realtà molto importante nel Veneto, hanno voluto sottolineare come ormai siamo arrivati ad un punto nel quale non è più possibile riformare lo Stato. Gli stessi imprenditori ieri, lei era presente, hanno così evidenziato la loro sfiducia in questo Stato. Certo si aspettano molto dal Veneto indipendente. Allora, per quale motivo dovremmo credere e dare fiducia a un Veneto indipendente, a una nuova Repubblica Veneta, anziché continuare a cercare di rabberciare questo Stato che sta cadendo a pezzi punto dopo punto? Chiariamo una cosa, nessuno di noi ha intenzione di rifare la Repubblica Serenissima, noi vogliamo creare e siamo convinti che verrà creato uno Stato moderno ed efficiente che debba dare risposte, non guardare al passato ma guardare al futuro. I vantaggi credo che siano abbastanza evidenti e sono almeno di una duplice natura. La prima, fin troppo chiara, lo conoscono tutti, ormai anche i bambini, il ritornello del cosiddetto residuo fiscale. Nel momento in cui il Veneto versa allo Stato 70 miliardi e arrotondo per difetto, ne riceve in cambio fra soldi, pochi, erogati ai comuni, regioni e province e valore dei servizi erogati ne riceve 50, ogni anno spariscono oltre 20 miliardi, dati ufficiali del Ministero del Tesoro, spariscono dal Veneto 20 miliardi, 4 milioni per ogni abitante del Veneto, dai bambini ai pensionati. Con questa cifra, per capirci cosa sono 20 miliardi, il passante di Mestre è costato 1 miliardo circa, quindi è una cifra enorme. Questa cifra verrebbe immediatamente destinata primo ad abbattere quello che è il cuneo fiscale, ad abbattere cioè il costo del lavoro per garantire alle imprese un minor costo e alle famiglie più soldi in busta paga, ai lavoratori più soldi in busta paga. Secondo, consentirebbe, sempre questa somma di denaro, di poter abbassare le tasse, quella pressione fiscale che ormai noi siamo abituati a considerare ineludibile. C'è, aumenterà, si sa che continua ad aumentare. Non è vero, non è così. Ci stanno facendo passare come una rana bollita. Se io butto una rana nell'acqua calda, schizza fuori, ma se io la metto nell'acqua fredda e accendo il fuoco sotto, un po' alla volta aumenta la temperatura, la rana muore, non ha il coraggio, non capisce cosa succede e non salta fuori. Tentano di farci fare la stessa identica fine. Allora, in una Repubblica fondata su basi nuove, priva di tutti gli orpelli di questo tipo, sia fiscali sia soprattutto burocratici, avremo la possibilità di ripartire senza doverci prendere tutti quanti per il collo o cominciare, come tra poco stiamo vedendo già i primi segnali, come tra poco rischia di capitare, una sorta di guerra tra poveri, o peggio una sorta di guerra tout court e basta, dalla quale tutti usciremo sconfitti. Allora, adesso che hanno mandato via Berlusconi, ora tocca al PD vedere come hanno denunciato al fisco i loro guadagni. Disponibilità a vendere. Avvocato. No, continuo a sentire lamentele per cui tutte le persone che sono qui presenti in studio sostanzialmente siamo tutti d'accordo. Tutti d'accordo, non ho sentito qualcuno difendere questo Stato, non ho sentito qualcuno dire sì, si può arrivare alle riforme. Quando prima l'onorevole Gottardo diceva bisognerebbe lasciare che falliscano i comuni poco fallimentari, con gestione fallimentare, eccetera, siamo tutti d'accordo. Ma le possibilità che questo avvenga sono esattamente pari a zero. Non c'è nessuno, mi sembra di aver capito, correggetemi se sbaglio, qui ma anche fuori da questo studio, che pensi veramente che questo sia uno Stato riformabile, cioè che pensi che ci sia una prospettiva verso la quale si possa guardare con fiducia.
Allora, prendiamone atto e prima di affondare tutti insieme, invito tutti viceversa a farsi sentire, a venire domenica 1° dicembre, domenica prossima, dopodomani a Bassano alle ore 14 e c'è la manifestazione con cui si chiede una volta per tutte ai veneti: vogliamo veramente rimanere con l'Italia? Benissimo. Oppure vogliamo, come noi crediamo sia la volontà dei veneti, prendere la strada di una indipendenza che ci consenta di uscire da questo Titanic che sta affondando senza alcuna possibilità di remora, a prescindere da chi la governa. A prescindere da chi la governa non esistono gli strumenti, non ci sono gli strumenti per uscire da questa situazione. Ci vediamo tutti domenica alle 14.